Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Resta misterioso il sequestro lampo di Vittoria. Gli investigatori alla ricerca del casolare dove il giovane ha detto di essere stato prigioniero di 4 uomini incappucciati. Il sindaco Aiello, vogliamo la verità. Palermo, spari e fuggi generale per una rissa a Sferracavallo nel corso della festa dei patroni della borgata. A scontrarsi bande di giovani, ferita di striscio una giovane incinta, il parroco Don Di Pasquale. C'erano poche forze dell'ordine. Oggi San Michele è patrono della polizia. A Catania messa con l'arcivescovo Renna, il questore Bellassai. Sulla sicurezza in città, la criminalità agisce anche quando non spara. Nessuno abbassi la guardia. Catania, la giungla dell'asse attrezzato, enormi cespugli invadono le strade stradali, la sede stradale e coprono guardrail e segnaletica. Il presidente del 6° municipio, necessario un intervento urgente. A Lampedusa successo per l'anteprima nazionale del Grand Tour La vita adesso di Claudio Baglioni. L'isola, un luogo di speranza ma anche di sofferenza, dice il cantautore. Sul palco tutti i brani dell'album che festeggia 40 anni. Da oggi online la nuova versione del sito siciliaweb.it. Veste grafica aggiornata, multimedialità e continua interazione con i contenuti prodotti da Antenna Sicilia e Telecolor. Calcio il Palermo che punta a riprendersi il primato in classifica, domani affronterà il Venezia al Barbera, ancora cambi di formazione con Brunori che viaggia verso una maglia da titolare. Serie C finisce a reti inviolate la partita del Catania a Cerignola. Il punto in classifica è l'unico lato positivo della gara, con Dini protagonista assoluto. Escono sconfitti Trapani e Siracusa. Bentrovati. A Vittoria è sempre fitto il mistero del sequestro lampo del 17enne che si è presentato in questura dopo 24 ore di buio. Gli investigatori che sentiranno di nuovo il giovane sono alla ricerca del casolare dove sarebbe stato trattenuto da 4 uomini incappucciati. Eva Spampinato. Una città ancora sotto shock, un fitto mistero. Chi è stato a rapire il 17enne di Vittoria lo scorso giovedì sera e soprattutto perché? Mentre il fine settimana per lui e la sua famiglia è trascorso nella sicurezza della propria abitazione qui nel centro di Vittoria, le indagini della polizia continuano a tutto campo e soprattutto sul territorio. Vogliono trovare il casolare di campagna dove il giovane ha raccontato di aver trascorso le 24 ore di sequestro sempre incappucciato. Intanto emergono nuovi dettagli sulla dinamica del rapimento e su quei terribili minuti. 4 uomini, 2 auto, un'azione fulminea. Le 2 panda arrivano sgommando. Il giovane è dentro una jeep in compagnia di un amico. Altri 2 amici sono fuori dall'auto. Fumano. I rapitori incappucciati aprono bruscamente la portiera dell'auto e in dialetto vittoriese dicono «È lui, vogliamo solo lui». Lo prendono per un braccio, lo tirano fuori dall'abitacolo, prendono il suo telefono e lo poggiano su un muretto. Lo caricano dunque in macchina e schizzano via. Da quel momento il buio. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo è ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone in contrada Fanello. Un dettaglio inquietante: quella struttura apparterrebbe a un cugino di Gianfranco Straquadaini, detto Faccia d'Angelo, il boss mafioso latitante da oltre un anno. Coincidenza? O un gesto di rispetto verso chi qui viene chiamato semplicemente Iddu? Secondo alcune voci un gesto così clamoroso come un sequestro non potrebbe avvenire senza il suo assenso. Ricostruzioni fantasiose, commenta Sebastiano Sallemi, avvocato della famiglia. Gli fa eco il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. La città ha diritto di sapere cosa è accaduto, mentre il procuratore Puleio esclude la pista dell'estorsione. Messina, c'è un indagato per la morte del 73enne il cui corpo senza vita con una corda stretta al collo è stato trovato ieri mattina in una abitazione nel fondo Saccà. Si tratta del vicino di casa che ha raccontato di avere scoperto lui stesso il cadavere. Panico e fuggi a Sferracavallo, borgata di Palermo.
Durante la festa dei santi Cosme e Damiano una rissa fra bande di ragazzi degenera e vengono esplodi anche colpi di pistola e rimane ferita una donna incinta. Il parroco dice c'era poca polizia, la Will aggiunge è un episodio che evidenzia una situazione di insicurezza. Marco Gullà. La gente che scappa, i bambini e le donne che piangono, scene di follia a Palermo in occasione della festa di San Cosme e Damiano a Sferacavallo. In uno dei momenti clou della celebrazione, con oltre 10.000 persone presenti, una rissa tra due gruppi di ragazzi è degenerata. Pugni, calci e anche colpi di pistola che hanno ferito lievemente una donna incinta. Ancora la dinamica è da ricostruire, alcuni testimoni però non hanno dubbi, i colpi di pistola sono stati sparati durante la festa. Rissa che poi ha avuto un secondo round nel quartiere Marinella. A scontrarsi sarebbero stati due gruppi, uno dello Zen e l'altro appunto della Marinella. Io ieri ho visto negli occhi dei bambini, delle persone, la paura, una cosa che non si può descrivere, cioè perché capisci bene, io dicevo ma hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Quell'altro hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Anche bambini. Ho visto piangere bambini, adulti, persone, anche mia moglie si è messa a piangere perché aveva paura che appunto che io non ritornassi a casa. Un maggiore controllo sicuramente tiene a freno questi personaggi che vengono proprio per rovinare le feste. Avevo già detto che è successo a Monreale a maggio, quindi era anche qui alto il rischio. Scene che ci riportano appunto alla strage di Monreale, la gente che scappa, urla e spintoni, c'è chi cade a terra, chi cerca rifugio in chiesa. Purtroppo c'era poca presenza da parte delle forze dell'ordine, quei pochi presenti naturalmente hanno fatto il loro lavoro al meglio, poca presenza anche, questo dispiace, dei vigili urbani. Oggi Sferacavallo si è svegliata nella paura, una festa rovinata, sfociata nel sangue, con bande pronte a sparare, senza preoccuparsi di nulla. Restiamo a Palermo. Il deputato regionale, leader di Controcorrente, Ismaele Lavardera, ha presentato una denuncia alla polizia dopo la minaccia di morte ricevuta in un messaggio inviato ieri all'imprenditore Giuseppe Piraino, che a sua volta in passato aveva denunciato il pizzo e fatto arrestare numerosi mafiosi di Borgovecchio. Tu e Lavardera dovete morire, dice il messaggio inquietante. Sempre a Palermo un autista dell'Amat è rimasto ferito dalle schegge di vetro del bus, distrutto con un pugno da un uomo che ha reagito così dopo che l'autobus aveva urtato la sua auto in via Pisacane. Il conducente del mezzo pubblico è stato trasportato in ospedale, l'aggressore è riuscito a fuggire. Oggi udienza di convalida per le mazzette all'azienda sanitaria di Palermo, confessa davanti al giudice il dirigente Cerrito, ampliando il quadro delle parziali ammissioni fatte finora dall'imprenditore Lupo. Lorena Dolci. Ha ammesso di aver ricevuto mazzette Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Sociosanitario dell'Aspe di Palermo, arrestato per corruzione venerdì scorso dalla polizia mentre intescava 2.000 euro nascosti in una bomboniera dal presidente della Samot, Mario Lupo, anche lui finito in cella. Interrogato dal CIP, che deve convalidare il provvedimento e decidere sull'eventuale applicazione della misura cautelare, Cerrito ha confessato di aver ricevuto il denaro. In cambio avrebbe dato al Lupo informazioni sui controlli che la Samot, Onlus, che si occupa di cure per i malati terminali, avrebbe dovuto subire dall'ASP e avrebbe velocizzato alcune pratiche di rimborso. Le rivelazioni dell'indagato hanno completato un quadro investigativo già in parte ricostruito grazie alle parziali ammissioni di Lupo, che aveva raccontato di aver pagato la tangente che aveva fatto scattare gli arresti. Solo regalini per accelerare i pagamenti, non corruzione, però aveva precisato, ammettendo 5-6 episodi per un totale di 4.000 euro quest'anno. Ma l'accordo corruttivo, secondo i magistrati, sarebbe molto più ampio. Sono preoccupato perché il singolo evento rischia di essere parte di sistemi più ampi, ha detto il presidente della regione Schifani. Ci sono delle norme come la rotazione dei dirigenti che stiamo applicando. Dobbiamo tenere alta la guardia. Sulla nomina del direttore generale dell'Aspe di Palermo, ancora vacante, ha aggiunto: stiamo accelerando, procederemo immediatamente. Oggi la polizia festeggia il suo patrono, San Michele. A Catania c'è stata una messa nel santuario a lui dedicato.
alla presenza dell'arcivescovo. Il questore Bellassai ha detto: la criminalità agisce anche quando non spara, nessuno abbassi la guardia. Adelaide Barbagallo. L'elmo, lo scudo, la spada, San Michele, l'arcangelo protettore della polizia, viene raffigurato così nella chiesa dei Minoriti a Catania alla messa per celebrarne la festa. Il suo nome significa chi è come Dio, ha detto l'arcivescovo Renna, ma nessuno può paragonarsi a lui. Dio non tollera arroganza, violenze, guerre, agisce nella mitezza, nella pace, anche se la Sacra Scrittura ce lo presenta come Dio degli eserciti, ma a formarli sono gli angeli, non certo uomini armati. Dalle forze dell'ordine alla magistratura tutti possono guardare a San Michele che protegge dal male e lo combatte. Accoltellamenti, sparatori e i cittadini, ha detto il questore Bellassai, sono rimasti atterriti dagli ultimi fatti di cronaca. Fatti gravissimi che però ci dicono una cosa: non bisogna mai abbassare la guardia, ma non lo dicono a noi addetti ai lavori, lo dicono a voi tutti cittadini di Catania, mai abbassare la guardia, perché la criminalità organizzata opera anche quando non spara. Da oggi la chiesa dei Minoriti, santuario dedicato a San Michele Arcangelo, unico in Sicilia, sarà, ha annunciato l'arcivescovo Renna, chiesa giubilare. Ancora a Catania, la giungla dell'asse è attrezzato, enormi cespugli invadono la sede stradale e coprono guardrail e segnaletica. Il presidente del Sesto Municipio Valenti dice è necessario un intervento urgente. Tonino De Mana. Più che una strada, sembra una giungla, con la fitta vegetazione che ricopre ogni cosa, guardrail, corsie d'emergenza o segnaletica stradale, e poco importa se alcuni cartelli indicano addirittura un ospedale, nella fattispecie il San Marco a Librino. L'ennesima segnalazione denuncia arriva dall'asse attrezzato di Catania, una delle arterie più importanti che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio, Fossa Creta, l'aeroporto di Fontanarossa e la tangenziale di Catania. Nonostante questo, è una delle strade più trascurate, con il verde incolto che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, costretti in alcuni casi a sfiorare la fitta vegetazione che invade la sede stradale. Queste le condizioni all'altezza di Librino Zia Lisa, ma la situazione è identica dalla parte opposta ed esattamente all'uscita per San Giorgio, villaggio Sant'Agata. L'asse attrezzato è una delle porte d'ingresso della città e si presenta come un enorme cespuglio. Perché? Un problema ormai direi atavico che abbiamo più volte sollecitato. È già stato ripulito in passato, ma è necessario assolutamente un nuovo intervento. L'intervento è gestito da più enti, ovvero dalla Tite di Nettezza Urbana, dai vigili urbani che devono assolutamente cambiare la viabilità e anche dalla direzione al verde, che abbiamo convocato giorno 16 ottobre proprio per sollecitare gli interventi di scerbamento e potatura sul nostro territorio, tra cui questo. E sull'asse attrezzato c'è un'altra emergenza, la scarsa illuminazione. Sta arrivando la stagione delle piogge, cabine e impianti sono molto vetusti, per cui abbiamo intenzione di convocare qui non solo l'assessorato ma anche la direzione competente per vedere che lavori siano stati fatti proprio per la risoluzione di questo problema in attesa della stagione invernale. Da queste parti, in tema di auto, la sicurezza stradale è davvero un optional. A Messina, studio dell'azienda sanitaria sul gioco d'azzardo tra gli studenti delle scuole superiori. Dati preoccupanti, coinvolto oltre il 68% degli studenti. Gratta e vinci e scommesse online, le forme più diffuse. Francesco Triolo. Un'indagine condotta su oltre 1.700 studenti delle scuole superiori di Messina per conoscere e analizzare il fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovanissimi. È lo studio condotto dal Centro di Solidarietà Faro e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASP che ha fatto emergere come oltre la metà degli studenti abbia giocato d'azzardo almeno una volta nella vita, il 68,5%, percentuale che si innalza se si tiene conto dei soli maschi, al 76,9%. A preoccupare è il numero totale di studenti che dichiara di giocare anche più volte in una settimana, il 23,3% da 2 a 3 volte, a più di 6 volte in una settimana. Il fenomeno è grave in quanto noi registriamo attraverso questa ricerca che c'è un numero significativo di minori che giocano, magari hanno giocato solo una volta nella vita
il 68%, ma altri continuano a giocare, giocano nell'ultimo anno, giocano negli ultimi 30 giorni e siamo stati in grado di vedere anche la frequenza di gioco. Sono il gratta e vince e le scommesse sportive, le due forme di gioco d'azzardo più diffuse. Gioco online e smartphone sono gli strumenti che vengono utilizzati dalla metà dei giovani per scommettere, un fenomeno che può avere anche riflessi sulla loro vita sociale e familiare. Sappiamo che i ragazzi si indebitano, per cui alcuni fanno dei debiti inferiori ai 50 euro, altri arrivano a debiti di 200-500 euro, quindi è possibile che il ragazzo debba trovare del denaro e non sappiamo in che modo, quindi è plausibile che possa chiedere a persone poco raccomandabili. La necropoli dei bambini di Via di Bartolo, inaugurata poche settimane fa, è già in pericolo. Vediamo perché con Gerry Italia. Una notte di pioggia è bastata a trasformare la festa in allarme. La necropoli dei bambini, con le sue 16 sepolture del VI secolo a.C., inaugurata appena poche settimane fa in Via di Bartolo a Gela, è finita sotto la minaccia delle infiltrazioni d'acqua. A scendere per primi in strada sono stati i residenti della via. Sacchi di plastica, tele improvvisati, mani tese per salvare un patrimonio che sentono come loro. Siamo scesi sotto la pioggia cercando di riparare come potevamo, così a livello di fortuna abbiamo trovato questi teli, li abbiamo messi, ma comunque i danni ci sono stati e ci sono delle infiltrazioni d'acqua sul vetro proprio. Siamo proprio l'affetto ormai che ci porta a stare qui tutti i giorni, proprio a essere proprio custodi. A questo punto noi siamo proprio dei custodi, noi vegliamo su questo sito. Per ora i residenti hanno vegliato sul sito cercando di limitare i danni. Non è la prima volta che assistiamo a questi episodi, ma poiché il sito ormai è una cosa che, appunto, come diceva Paolo Giannone, ci appartiene, è una cosa che sentiamo nostra perché abbiamo lottato tanto, adesso ci ritroviamo davanti a questa situazione che per noi è un grave dispiacere e potrebbe essere anche una bruttissima perdita per tutta la collettività. La mattinata successiva al sopralluogo del comune, l'assessore ai beni culturali Romina Morselli ha parlato di situazione grave e chiesto un intervento urgente della sovrintendenza, sul posto anche i tecnici di Open Fiber che aveva finanziato parte del progetto. Ma intanto alla prima linea restano i cittadini, custodi spontanei della necropoli che racconta la memoria fragile dei bambini di 2600 anni fa. A Lampedusa successo per l'anteprima nazionale del Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni. Sul palco tutti i brani dell'album che festeggia 40 anni. Orazio Longo. Nel 1998 io sono arrivato a Lampedusa, un luogo che non conoscevo, e Lampedusa da allora è diventato un luogo elettivo. La vita è adesso nel vecchio albergo. La vita è adesso e forse non c'è posto più indicato per ricordarlo se non Lampedusa, dove tante volte la vita rinasce, risorge, per quei migranti che ce l'hanno fatta a non morire, a non annegare. È un luogo dove tante ragioni si mischiano, positive e negative, e che diventa centrale per questo motivo, proprio perché qualsiasi viaggio deve avere una polarità. Claudio Baglioni ha debuttato allo Stadio Comunale di Lampedusa con l'anteprima nazionale del suo Grand Tour La vita è adesso, a celebrare il 40° anniversario dell'album omonimo che per la prima volta dopo 40 anni porta in scena tutti i brani. Canzoni che hanno avuto un percorso proprio e piano piano questi arrangiamenti si sono formati mentre le suonavamo, le portavamo in giro. E lei mi guardava con sospetto. 40 anni in cui tanto è cambiato in Italia e nel mondo intero, con immancabili pro e contro. È cambiato un po' il rapporto tra le persone, abbiamo molta più informazione, conoscenza dei fatti, ma probabilmente meno approfondimento e meno capacità culturali per poterle metabolizzare e per poterle capire. Dopo l'anteprima nazionale lampedusana, il Grand Tour debutterà a Venezia il 22 giugno dell'anno prossimo e tornerà in Sicilia a luglio 2026 con date a Siracusa, Agrigento, Taormina e Palermo. È online la nuova versione del sito siciliaweb.it. Veste grafica aggiornata, multimedialità, continua interazione con i contenuti delle nostre TV, Antenna Sicilia e Telecol. Luca Ciliberti.
Nuova veste grafica, più contenuti ed esperienza di navigazione migliorata. Online da 25 anni il sito Sicilia Web si rinnova per offrire una finestra sempre aggiornata sul mondo dell'informazione. Sicilia Web compie 25 anni, una cifra tonda, un compleanno importante, un'era geologica se parliamo in termini web. Cogliamo l'occasione per rinnovare il sito e lo facciamo facendo un passo avanti verso la vocazione unica di quella che è la nostra testata, una testata che produce informazioni in tempo reale, da sempre, da un quarto di secolo. Nella nuova versione più ricca e multimediale, oltre alle notizie aggiornate in tempo reale, ci sarà più spazio per le produzioni legate alle nostre emittenti Antenna Sicilia e Telecolor. Sicilia Web veicolerà e valorizzerà l'intera produzione televisiva favorendone la fruibilità dei contenuti. TG, live streaming, sport e approfondimenti, eventi speciali e intrattenimento dedicati a un'utenza già forte e numerosa, radicata non solo nel panorama nazionale ma anche tra i siciliani e l'estero. Un progetto pensato e realizzato con Flazio, partner tecnologico che ne ha curato lo sviluppo. La nuova versione del sito naturalmente è orientata anche a una maggiore fruibilità attraverso la veicolazione sui social, alla viralità dei contenuti. Troverete anche i servizi del TG spacchettati, per così dire, insomma tutti i prodotti che sono di origine televisiva ma possono essere utilizzati anche attraverso il web nella connotazione che più gli è propria. Rimanete aggiornati dunque cliccando siciliaweb.it per non perdervi nulla di ciò che accade nell'isola. Ed è il momento della nostra pausa, tra poco ampia pagina per il calcio, state con noi. Calcio, già vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Venezia. Marco Gullà. Il Palermo vuole riprendersi il primato della classifica, ormai del Modena che ha approfittato del pari del rosanero al Manuzzi. Già vigilia di campionato, turno infrasettimanale. Domani al Barbera il Palermo affronterà il Venezia. Un big match per la squadra di Inzaghi, un nuovo esame di maturità dopo il pareggio a Cesena. Inzaghi pensa a delle novità di formazione, le partite ravvicinate sono tante e l'allenatore è stato chiaro fin dal principio. Ci sarà spazio per tutti, continueranno quindi le rotazioni. Ancora indisponibili Ranocchi e Diachité. Brunori, tenuto inizialmente in panchina contro il Cesena, dovrebbe tornare dall'inizio. Accanto a lui potrebbe agire Gyasi, ma sia Palumbo che le Duaron conservano delle chance di giocare. Davanti spazio a Poyampalo. Venezia, che dopo la vittoria sullo Spezia è tornato nella zona VIP della classifica. Domani spazio alla coppia Compagnon e Adorante. Anche domani il Barbera va verso i 30.000 spettatori. Il Catania Cerignola pareggia, ma è la prestazione a deludere. Marco Carli. Il punto in classifica è l'unico lato positivo della partita di Cerignola. Ma a differenza del pareggio con ottima prestazione fornita a Trapani, la partita del Monterisi apre a 1000 discussioni. Dini protagonista assoluto. Niente gioco, una crescita di rendimento solo per circa 15 minuti dopo l'ingresso di Ciccerelli e poi il solito stop fisico con Forte che si ferma. Non voglio essere troppo positivo, troppo ottimista, però ho parlato con il ragazzo, ha chiesto la sostituzione nel momento in cui sentiva che un po' gli si induriva l'adduttore. L'importante è rimanere attaccati lì nelle prime posizioni, non distaccarci e poi nel momento in cui saremo pienamente al completo di giocarci le nostre chance. La cronaca parla di una serie di occasioni per i padroni di casa, anche e soprattutto a causa di errori degli etnei, di una sofferenza che aumenta quando si gioca con squadre che si schierano col 3-5-2 o 5-3-2, sistema utilizzato anche dal Catania in Puglia e provato da tempo come alternativa tattica. Dini salva nella prima frazione, ma soprattutto in avvio di ripresa e nel finale. 3 punti nelle ultime 4. Serve cambiare passo e domenica c'è il Siracusa al Massimino, dovrebbe essere la volta anche di Caturano fra i convocati, con un impiego eventualmente part-time. 20-30 minuti. Speriamo, e questa volta faccio veramente gli scongiuri perché l'altra volta ho detto poi non sono stato un buon profeta, però prossima settimana dovrebbe essere assolutamente disponibile. Ancora Serie C con il Siracusa che domina ma perde in casa contro il Cosenza per 1-0, netta sconfitta del Trapani a Benevento. Francesco Colosi. 2 sconfitte che pesano entrambe in maniera diversa, è vero, ma Siracusa e Trapani non escono certo col sorriso dall'ultimo turno di campionato. I Granata hanno perso l'imbattibilità in casa di una delle squadre più quotate del torneo, il Benevento di Gaetano Auteri.
Un Trapani troppo timido, quello presentatosi al Vigorito, dove la partita si è chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Manconi e Pierozzi. I Granata non sono riusciti a mettere in campo quanto preparato durante la settimana e così la squadra si è spenta subito dopo il primo gol. Adesso c'è una settimana importante in vista della gara col Giuliano per tentare di recuperare qualche infortunato come Nicoli e Girone e gli acciaccati Negro, Pirrello e Salines. Lo staff tecnico e sanitario inoltre devono lavorare alla riatletizzazione di chi è reduce da infortuni come la Sorsa, Carriere e Vasquez. In casa Siracusa la situazione si fa più complicata. La sconfitta al De Simone contro il Cosenza, che è passato al 20° del primo tempo con Mazzocchi, un ex, lascia gli azzurri in una posizione di classifica non certo felice. Nonostante una prestazione di cuore, a mancare è stata la capacità di finalizzare le azioni create e lo stesso Marco Turati a fine gara ha evidenziato come occorra essere più determinati in zona gol. La sconfitta, arrivata dopo la prima incoraggiante vittoria, rappresenta un colpo duro da digerire, ma da farlo in fretta perché all'orizzonte c'è il derby del Massimino contro il Catania. Il servizio che abbiamo appena visto è di Francesco Triolo, noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.